Che cosa ne pensa di questi casi che ci sono in giro del coronavirus anche nel nostro territorio, se magari è preoccupata della No, situazione? io sono un po' preoccupata magari per le persone anziane, quello sì, perché pare che siano più sensibili insomma, rischiano un po' di più, per noi no, dai. Secondo lei si sta un po' esagerando adesso con questo o la preoccupazione c'è? Chi lo può sapere? Non è facile secondo me giudicare, bisogna stare un po' tranquilli, dai, e affidarsi alle persone che se ne intendono, secondo me. No, non più di tanto, diciamo. Non sarò anche irresponsabile, però. Con qualche precauzione, però non è che mi preoccupi più di tanto. Si continua a vivere normalmente, non voglio farmi condizionare completamente, insomma, da questa fobia del virus, insomma. Quindi insomma lei non adotterà particolari precauzioni? Quelle previste, insomma, pulizia, maggiore pulizia, evitare locali, sì, affollati. Però per il resto, insomma, non voglio rinunciare a vivere, insomma. Spero che finisca in modo che andiamo avanti tranquilli. Quindi lei non è preoccupato della situazione o sì? No, non sono preoccupato, cerco di difendermi come dicono gli esperti in materia. So qual è il reale pericolo e so che comunque avendo difese immunitarie forti, stando accorto a non scambiare troppa saliva, anche perché molta gente dice no, io non ti tocco nemmeno. Il coronavirus non si trasmette con il contatto, si trasmette con la saliva, quindi a meno che un tizio non ti sputi in faccia, non c'è davvero pericolo. Ci è capitata in testa troppo. Troppo dice. Virus, lei è preoccupato insomma o pensa che possa passare con magari... Sono preoccupato, però non bisogna mollare la presa, assolutamente. Quindi la prima cosa da fare secondo me è quella di cambiare sostanzialmente il proprio sistema di rapportarsi, di come affrontare la giornata, di come... Per dire, io al supermercato vado all'1:30 quando c'è poca gente, adesso sono stato a Conegliano in ospedale per ritirare gli esami, sono andato in orario non di ressa, è tutto per cercare di distanziare e di allontanare i problemi. Io sono tranquilla, sinceramente, stiamo adottando tutte le precauzioni necessarie e sinceramente sono molto molto tranquilla. Passerà, come tutto. Molta meno gente in giro e noi come bar lavoriamo molto meno, molto veramente, e sembrano tutti preoccupati, secondo me c'è una psicosi che non è necessaria. Che cosa ne pensate? Vi preoccupa questa notizia? C'è la vita normale comunque perché, vabbè, un caso intanto non è una cosa e poi insomma bisogna andare avanti, bisogna continuare. Lei sta andando a Io Milano? vado a Milano, quindi Quindi insomma non ti preoccupa fare viaggi, spostarti? no, al momento no. E voi state assumendo qualche misura precauzionale tipo mascherina, mucchina o... Beh, ci laviamo le mani, la mucchina, mascherina no, visto che no, dovrebbe essere utilizzata da chi è contagiato. E poi non si trovano, quindi